Saremo la giusta che lasciamo mettere. Bravo sindaco! Un lucchetto simbolico perché si capisca bene che l'intenzione è quella di non veder riaprire l'ex base militare di Cona, già utilizzata in passato per ospitare fino a 1500 migranti. Accaniti cittadini ed esponenti della Lega di Fratelli d'Italia, con il sindaco Aggio in testa a contrastare l'idea, balenata al prefetto Zappalorto di Venezia, di adibire le caserme per la gestione di un aumento di contagi tra i migranti. Episodio scatenante è quello dei 42 richiedenti asilo, ospiti della Croce Rossa Iesolana, trovati positivi e momentaneamente portati nel comune di Cavarzere, proprio a pochi chilometri da Cona. Vogliamo dare una pronta risposta, in neanche 24 ore abbiamo organizzato questo sit-in appunto per dire al governo e per il suo tramite al prefetto Zappalorto che il territorio è contrario, l'amministrazione è contraria e questa volta tutto il territorio ma anche tutti i comuni vicini, sono qua anche altri sindaci a dire no alla riapertura di questo business all'immigrazione, non alla riapertura della base di Conetta. E infatti a sostenere la causa di Cona un folto gruppo di sindaci dei comuni limitrofi, da Cavazzana a Bagnoli, che hanno vissuto in prima persona le difficoltà nella gestione di centri per immigrati, oltre ai numerosi parlamentari scesi in campo per appellarsi al governo affinché problematiche del genere non ricadano sui primi cittadini. So che anche il sindaco si è sentito con il viceprefetto, insomma credo che il dialogo sia la miglior cosa, il prefetto credo che capirà le necessità della cittadinanza di Cona e quindi non farà riaprire questo centro ma tutelerà i cittadini di Cona. Cosa facciamo? Portiamo in mezzo a noi della gente infetta che poi arriva, vengono naturalmente presi, guardati, rinchiusi e scappano in mezzo alla popolazione. Con i colleghi deputati e senatori della provincia di Venezia quest'oggi alla Camera abbiamo protocollato un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro degli Interni Lamorgese chiedendo non solo spiegazioni per quanto è avvenuto a Jesolo. Noi continuiamo a ripetere al governo che l'unica soluzione è continuare con i blocchi navali. Cona ha già dato no al lazzaretto, scrivono i cittadini di un paese a contagi zero e ad elevato numero di popolazione anziana.